Si è svolto spettacoli di sapori, passeggiata enoculturale tra i cortili, manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Collo Umberto presso Villa Luccheschi di Borgo Modena, meglio conosciuta come il Castello a Collo Umberto. Alla tradizionale mostra mercato di formaggi si sono aggiunti vari prodotti agroalimentari, tra cui vini, birre artigianali, miele, marmellate e confetture, pane e prodotti da forno, ma anche frutta e ortaggi biologici e a chilometri zero. Presenti i vini di molti produttori locali come Cescon Italo Storie Vini, Casa Angelo, Cantina Pecoraro, Borgo Verde, Anna Spinato, 47 Anno Domini, Astoria Vini, Cecchetto Giorgio, Villa Almè, Borgo Scuro, Vini Manera e Canevon. Sentiamo direttamente dal presidente della Pro Loco come è nata l'idea di questa manifestazione. L'idea è nata da un consigliere in particolare che ha deciso di riproporre quello che una volta era Forme Sapori, però allargandone il concetto. E poi da cosa nasce cosa, ci hanno fatti prendere un po' la mano, abbiamo messo dentro degli altri obiettivi che erano quello di mettere insieme la cultura del buon mangiare con la cultura quella intesa nel senso classico, quindi teatro e musica, portare la possibilità dare la possibilità ai bambini di conoscere gli animali, di avere quindi anche una cultura di quello che era una volta la vita fino a 50-60 anni fa nelle nostre zone, e soprattutto ridare vita ai luoghi di colle che erano ormai disabitati e non più frequentati.